Pronta a partire con un accordo di programma sottoscritto ormai quasi 6 mesi fa. La Regione del Veneto lo ripete attraverso il suo massimo esponente, il presidente della Giunta Luca Zaia, che da Monselice, dove inaugura macchinari innovativi per una spesa complessiva di oltre 12 milioni di euro, torna a ribadire. Per noi subito, nel senso che il sindaco si è impegnato a darci l'area e ci diano l'area. Il dottor Flora ha mandato di fare veloce e si sappia che noi stiamo aspettando da dicembre. E allora ricapitoliamo i fatti. 21 dicembre 2017, Palazzo Balbi, Venezia. Lo stesso Zaia e il sindaco Sergio Giordani firmano l'accordo di programma. Una volta cedute le aree si parte. Passano 4 mesi e finalmente, il 9 aprile 2018, il Consiglio Comunale di Padova, con i no della minoranza, benedice questo accordo, ma ancora non si parte. Manca il tassello fondamentale, la cessione delle aree, con il comune bloccato da una parte di terreni proprietà di alcuni gruppi bancari. A più riprese lo stesso sindaco Giordani si dice fiducioso e parla di un entro l'estate. Intanto il tempo passa, la regione ha intenzioni serie, lo ribadisce il presidente Zaia. Io voglio essere chiaro, noi abbiamo un accordo firmato dove il comune si impegna a trasferire l'area. Direi di non mettere in piedi sta farsa di dire che le banche vogliono avere la certezza, incontrando il Presidente della Regione, che si farà l'ospedale, perché lo ritengo offensivo nei confronti della Regione. La Regione ha fatto atti in Consiglio regionale, addirittura stanziando soldi, 50 milioni di euro all'anno per fare l'ospedale, atti in Giunta regionale e atti a tutti i livelli.